Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, benvenuti a questa edizione dell'Info Giorno per quanto riguarda le news di friulitv.net. Partiamo subito con il primo servizio, gli aggiornamenti. Avevamo aperto una finestra nel corso del pomeriggio da Bolzano con una persona trovata deceduta all'interno della propria abitazione e allora il servizio riepilogativo. Un uomo di 60 anni di origine inglese è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione al civico 46 di via Pietro Zolutti, località Bolzano di San Giovanni a Natisone. È stato un conoscente sollecitato dalla compagna dell'uomo a fare la macabra scoperta e allertare il 112. Da quanto si è saputo, la donna da stamane stava cercando di mettersi in contatto telefonico con la vittima, ma senza esito. Ha chiamato un conoscente, amico di famiglia, che abita poco distante dal luogo della tragedia. Aperta la porta d'ingresso, ha trovato il sessantenne riverso a terra in un lago di sangue e svestito. Vista la scena, ha chiamato i soccorsi attraverso il proprio cellulare, tutto inutile alla fine. Come detto, la salma si trovava a terra. Dalle prime ipotesi, escluso il coinvolgimento di terzi. L'uomo sarebbe sceso dal piano di sopra, perdendo l'equilibrio e rotolando lungo la tromba delle scale. Nella caduta fatale ha sbattuto più volte fino al colpo mortale. La notizia ha fatto in pochi minuti il giro della piccola comunità bolzanina dove la vittima era conosciuta. Nel suo passato anche l'insegnamento dell'inglese all'Università di Udine e la madre, tra l'altro, è stata la prima donna magistrato nel Regno Unito. L'uomo però soffriva di disturbi psichici. La salma, una volta ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, è stata ricomposta nella cella mortuaria del cimitero comunale di San Giovanni a Natisone, a disposizione dei familiari per la celebrazione delle esequie. Sul luogo della tragedia, indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova, supportati dai colleghi della locale stazione, e i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Da San Giovanni ad Atisone ci spostiamo a Rivignano, una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta per un incendio presso un'attività manifatturiera proprio a Rivignano. I vigili giunti sul posto hanno trovato l'impianto aspirante, come vedete dalla telefoto, di un macchinario piegatubi in fiamme. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio al rimanente impianto di produzione. Le cause, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. E adesso cambiamo argomento, restiamo sulla cronaca per dire che è una notizia appena giunta in redazione. Il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per domani il vertice con le regioni per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini alla luce dei tagli annunciati alle case farmaceutiche e del via libera al vaccino di AstraZeneca. All'incontro, in programma alle 17.30, saranno presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Stiamo in tema di cronaca, chiaramente con il Covid in Friuli, Venezia, Giulia, per dire che nella giornata odierna su 5.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,68%. Inoltre 779 eseguiti test rapidi antigenici, dei quali sono stati rilevati 66 casi. I decessi sono 21, a cui si aggiungono 5 pregressi afferenti al mese di gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61, mentre quelli nati reparti 579. I decessi complessivamente ammontano a 2.444, i totalmente guariti 52.670, i clinicamente guariti 1.581, le persone in isolamento 10.586. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 67.921 persone, tra cui a questi vanno integrati 815 da fuori regione. Se spostiamo velocemente in provincia di Pordenone, i carabinieri della stazione di Polcedigo hanno denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito una coppia di trentenni di Roncade con segnalazione alla locale questura di Pordenone e un 27enne albanese responsabile in concorso degli acquisti del bancomat rubato. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Federico Facchin della Procura del Friuli occidentale, ha permesso di ricostruire come la coppia abbia approfittato di un momento di distrazione di un 35enne residente nella cittadina pordenonese che dopo aver fatto il pieno e pagato aveva dimenticato il portafogli sulla colonnina del self.
Andiamo a Gorizia perché ci sono importanti novità anche per quanto riguarda quella zona, in particolare per quanto riguarda il nuovo comando provinciale del capoluogo isontino dei Vigili del Fuoco, per dire che nella mattinata odierna il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco, dirigente generale ingegner Domenico De Bartolomeo, accompagnato dal dirigente del soccorso e della prevenzione Leonardo Rampino, si è recato al comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Il direttore regionale, ricevuto dal comandante di Gorizia, Alessandro Giuseppe Granata, ha visitato la sede di servizio, in particolare la sala operativa. Successivamente, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale dettate per il contenimento della pandemia in corso, ha incontrato i funzionari tecnici e il personale del comando. Soltanto un veloce aggiornamento per quanto riguarda invece la cronaca. Avevamo annunciato durante la diretta anche di un incidente stradale accaduto a Cordo di Rosazzo, un investimento tra un quadriciclo e una bicicletta. L'uomo in sella alla bicicletta è stato trasportato in ospedale a Udine, grave ma per fortuna fuori pericolo di vita a bordo dell'ambulanza. A titolo precauzionale è stato fatto decollare e atterrare l'eliambulanza. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale insieme agli agenti della polizia locale di Corno di Rosazzo. Con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento più tardi con le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.